Né Patreve né Patrevi. A Luca Zaia acronimi e accorpamenti non piacciono, per lui l'area metropolitana corrisponde al Veneto. Il governo nazionale dice non ha eliminato le province, ma presidenti e consiglieri eletti dai cittadini per sostituirli con amministratori eletti dai sindaci. Io penso che tutti i territori debbano avere la giusta dose di autonomia, che non ci siano veneti che abbiano diritto a più autonomia, altri di meno. Quindi da Roccapietore, Badia Polesine, tutti i veneti trattati nella stessa maniera. La città metropolitana dice, recitando il provvedimento della spending review, prevede l'allargamento ai comuni di Venezia, non c'è traccia di province diverse e comuni di altre province. Come dire, si sta discutendo sul Sesto degli Angeli, tanto più che la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sul ricorso presentato da molti enti locali. Venezia e il suo Interland, come accade per altre dimensioni, per milioni di abitanti, nelle altre metropoli in Italia e in Europa, ma non pensare che una provincia come Venezia sia tutta città metropolitana. D'accordo con Zaia anche il vicepresidente Marino Zorzato, esponente del PDL. Vedo un'area centrale veneta che oggi è compresa tra la Pedemontana e la Serenissima, quindi in qualche modo che ha Vicenza, Treviso, la stessa Padova, anche Venezia. Un'area molto omogenea nell'entroterra sul piano economico e sul piano sociale, e credo che da questa, se pensiamo di sviluppare un ragionamento veneto sul come ci dobbiamo organizzare, da questa si deve partire. Con una valutazione però, con una premessa se vogliamo, basta che non pensiamo a carrozzoni. E se Zanonato strizza l'occhio a Gobbo e Tosi per la Patreve, Zaia si smarca dai compagni di partito. Le diverse posizioni leghiste, lei ha detto, sono sublimazione della democrazia. Non è un po' presuntuosa come affermazione? No, io penso che milito in un partito da anni del quale si dice sempre che non c'è democrazia, c'è solo una linea. Adesso che avete grandi interpretazioni, grandi divagazioni sul tema, grandi interpretazioni anche a volte avventurose, vi lamentate perché c'è troppa democrazia. Voi rappresentate la contraddizione, non noi. Invece coerenza Zaia assoluta? Beh, io sì, ho sempre detto quello che pensavo, lo sapete, e non ho mai cambiato idea. E quanto a idee coerenti, il presidente è particolarmente arrabbiato con l'istituto zooprofilattico delle Venezie, che non vuole più concedere a Ilaria Capua, la ricercatrice che il mondo ci invidia, il trasferimento alla Torre della Ricerca di Padova.